Quindi ciao, ciao. Bene, sono contento come parroco di dare il benvenuto a tutti voi, in particolare il benvenuto alla delegazione di Pianezza che ci porta. Adesso non capisco bene se lo stendardo rimane a Caraglio oppure torna a Pianezza e rimane a Caraglio, e quindi allora è come un mandato che ci viene affidato proprio perché questa tradizione, diciamo, culturale, ma questo essere insieme per vivere le nostre tradizioni e riconoscerci uniti nelle nostre tradizioni sia qualche cosa che porta avanti l'essere insieme. Io credo che la cosa più importante sia proprio questo, non tanto rimanere fissi alle tradizioni per le tradizioni, ma quanto riuscire a costruire un qualche cosa da vivere insieme e che ci leghi sempre di più e che ci leghi non soltanto all'interno delle nostre comunità più o meno grandi, ma che ci leghi tra varie comunità. E poi d'altra parte ogni cultura dovrebbe entrare in rapporto con le altre culture per riuscire a fare in modo che le varie ricchezze che ogni cultura porta non siano disperse, ma siano a servizio l'una dell'altra. Io credo che sia una sfida da percorrere oggi nel mondo, in questa società in cui gli individualismi, i campanilismi tentano di prendere il sopravvento, mentre è importante che si vada al di là di ciò che esprime individualismo per cogliere che c'è una cultura da creare non soltanto a livello locale, ma direi a livello universale. E quindi in questa luce io vi do il benvenuto alle varie, ripeto, alla delegazione di Pianezza, alle varie rappresentanze dei gruppi locali. Lasciatemi dare un particolare saluto al gruppo del Val del Sabre di Castelletto, visto che è il paese in cui ho avuto la nascita un po' di anni fa, e quindi mi sento particolarmente legato, anche se poi ho vissuto poco in questo paese. Mi sembra veramente una bella realtà da vivere anche oggi, che è la festa del Corpus Domini, del Corpo del Signore, attorno al quale noi ci ritroviamo come popolo di Dio, un popolo che è unito e distinto allo stesso modo, e chiediamo insieme questo dono, che la distinzione sia sempre a servizio dell'unità e della fraternità.
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Grati della vicinanza di Dio, grati del nostro essere resi parte con Lui e con la sua vita, grazie all'Eucarestia, mettiamoci nella disposizione giusta d'animo per dire grazie al Signore per questo dono grande che è l'Eucarestia. In un momento di silenzio chiediamo perdono. Se tante volte dubitiamo, se tante volte siamo lontani da quella logica di donazione, di gratuità nella quale ci vuole fare entrare il Signore. Tutto il popolo rimase a una sola voce dicendo: tutti i comandamenti che il Signore ha dato noi li eseguiremo. Mosè scrisse tutte le parole del Signore, si alzò di buon mattino ed eresse un altare ai piedi del monte, con 12 stele per le 12 tribù di Israele. Incaricò alcuni giovani tra gli israeliti di offrire olocausti e di sacrificare giovenchi come sacrifici di comunione per il Signore. Mosè prese la metà del sangue e la mise in tanti catini e ne versò l'altra metà sull'altare. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati li santificano purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo, il quale, mosso dallo Spirito Eterno, offrì se stesso senza macchia a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere di morte, perché serviamo al Dio vivente. Per questo Egli è mediatore di un'alleanza nuova, perché, essendo intervenuta la sua morte in riscatto delle trasgressioni commesse sotto la prima alleanza, coloro che sono stati chiamati ricevano l'eredità eterna che era stata promessa. Parola di Dio. Diamo grazie a Dio. I discepoli dissero a Gesù: dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua? Allora mandò 2 dei suoi discepoli dicendo: andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli. Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi. Salene infatti il prediché e pariese una predica per la festa e in cuping davanti a bella gente che se consegna la bandiera e nomina il nostro bel paese capitale del Piemonte. Le facile parla il nostro dialetto al mercato, in piazza Cavour, sotto alle Tre Grazie, ma la grana le che un lo parla straight, l'aulo parla l'arc, un un po' sarà e l'altro un po' garbuia. Figurun sengese a quando è un che parla e tutti forse scutu. E allora la prima cosa che disuma a chi se ne intende è della tradizione, della cultura, della lingua piemontesa, porti pazienza. E prediche ne fuma tante, fin di a troppe, e che vote fin di a lunghe. Ma anche merita fella, e anche che, come canta la nostra canzone, la nostra bella e ridente cittadina, città pennaculina, per l'umadì viene incurunà, oltre che capital, regina. Allora è una felice ricorrenza, ma disuma pure che l'occasione è dubbia. Perché? Perché in quello è il Corpus Domini. L'uma in cui tutti in tel cœur la festa che l'uma fatta insieme a Giobia Sera. Quando dopo la messa con le snu sacramentà per le vie del paese, noi siamo passati.
Tut Carai l'era presente, la pregà e la affida. Le masnà e i gagni della prima comunione l'hanno allegrà la purcissione. I petali di rosa che sono arrivati a vagonà fin alla mattina per gli spassin le strade incolorà. E a San Giovanni, dopo la benedizione, la mano del Signore le posasse per benedì, per consolare chi sa che a chiele in ogni momento. E allora anche ma poche battute enta prueia die, perché le Signore si regala tutte le domeniche una pagina bella, ogni domenica sempre più bella del suo Vangelo. E lui mi ha sentito che le Signore la damanca et fite una stanzia per donessa i insomma l'ultima sina, la notte più lunga per le Signore e per i suoi amici. Quando un saluta per l'ultima volta la sua famiglia, quando un saluta per l'ultima volta i suoi figli, gli amici, dice parole calibrate, che dice parole ben pensate. E che stile è il testamento che le Signore la consegna ai suoi. E le belle comanda di Dudes in avanti, a me 4 muraglie per più lei fa Pasqua. E penso che sia da 2000 anni, e anche più, che le Signore manda d'invito, manda a me. E lei questa è una partecipazione valida anche per noi e per tutti chi che vogliono accettare l'invito. Le Signore in questo dice, fidmi tua stanzia, devo venire da te, fidmi tuo cuore, mi cerco te, fammi in tre, nei da manca, per dite che con me niente te manca. Allora fumlo in tre. Le prime messe che mi le dici a Carai mi trovavo sempre tanto smaravia per tante comunioni deite, come anche sicuramente una lunga fila, tante mani slunga, tanti passi verso l'altare per ricevere lo calumat più prezioso, suo corpo d'una, sua vita porta man, sua forza che passa e rangia nostra debolezza, sua grazia che passa e cura nostra malizia. Tanti segni den desideri che l'encu presente nel cuore tanti. E con l'insegna che nonostante nostre arroganze, nonostante nostre marminelle, nonostante i pasfeite verso il male e chi feit con io i bindà, nonostante l'avarizia che si porta a tutti a pensare ma che baronè e a criticare, forse yenku la voglia di migliore. Aie che la man tesa, che il palme slarga che vuole ricevi, come quando uno la sè in montagna e va a bevi a una sorgente eva fresca e pura. Le Signore per noi le che la eva fresca e pura, che tutte le domeniche noi dobbiamo fare in tre nel cuore. Ecco che qui noi parla francese, che qui parla l'inglese, che qui il tedesco, che qui lo spagnolo. Ma guai se desmentiamo che le parole che le Signore la consegnasse che la sera. Ognuno di noi, per bonheur, la desmentia e parole belle, parole care, magari sentie da masnà. Pensi alle parole del nostro pare, del nostro amare, quando l'hanno mustasse, quando l'hanno rimproverasse. Ognuno desmentia, per esempio, le parole di nostri vei, che le l'hanno tramandasse insieme a storie, tradizioni, insieme all'esperienza del lavoro, della festa, del sudore e della riconoscenza. E allora le parlò che per una volta l'ant, oltre che il giorno a sant, dobbiamo fermarsi a contemplare e a farsi tornare in la testa e nel cuore che le parole sante e vere, che se parlo di un regalo che le ruasse e s'arriva, tutte volte, sa umilmente s'accostuma alla sua presenza. E nel nostro patrimonio, drinta al cuore, tutti portiamo le parole che accompagnano il momento dell'elevazione. L'ingenuità, e sia carai tutti si ingenuiano un cu, dopo il santo. Quando si ingenuità
pregante se smia dessi là, ente il cenacolo. L'anche la stanza affittà. E se truma senza parole, anche noi, che non ha sempre tante. L'ubeicuma, cœur a cœur, e il suo sguardo incrusia il nostro. Quando al previ ausa l'ostia, c'amo un sempo. Su mica te ausu, o se stica mettene sempre. Tante volte i penso, e cui risponduma, che per fortuna le chiel, che se ausa e se ten dritte, nonostante le cruz e le prove. Chiel e basta. Ti preghiamo, Gesù, per i ministri dell'Eucaristia, per gli ammalati a cui portano Gesù, affinché attraverso questo servizio continuino a sentirsi parte viva della comunità. Preghiamo. Nutrici di te, Signore. Ti ringraziamo per il dono così prezioso del tuo corpo e del tuo sangue. Il tuo spirito ci illumini e ci infiammi del tuo amore, perché quanto siamo più uniti a te, fonte autentica dell'unità e dell'incontro, tanto più uniti tra di noi e con i fratelli, che hanno fame e sete di pace e di giustizia. Preghiamo. Nutrici di te, o Signore. Nu, Signor, perché le diversità dell'engage siano sempre ne stimolo a stare insieme per confrontarsi e cresci, ma non motivo di divisione. Noi te preguma. Nutrici di te, o Signore. Nu, Signor, grazie perché la sfase cresci è una terra onde regna la pace, perché continuiamo a appressare, conservare e trasmettere che la mostrasse i nostri vei, noi te preguma. Nutrici di te, o Signore. Grazie Gesù, perché sei sempre lì ad aspettarci, nel tabernacolo di ogni chiesa. Grazie perché lì possiamo sostare in silenzio adorante e recuperare ogni volta la pace e la carica per ripartire nel nostro cammino. Preghiamo. Nutrici di te, o Signore. E affidiamo al Signore i nostri cari defunti. Nella settima preghiamo per Franco Pierluigi, nell'anniversario per Chiardola Giovanni, per Lerda Maria, per Rignon Giovanni, in suffragio dei defunti della famiglia Vissio Revello, per Cuviero Giuseppe, per Manfredi Piera, per Brignone Sebastiano e Giuseppe. Preghiamo. Nutrici di te, o Signore. Ti ringraziamo, Padre, del dono del tuo Figlio. La certezza della sua presenza colma di gioia i nostri passi e nelle domande e nelle ansie ci dona la pace e la serenità. Quella pace alla quale presentiamo le nostre preghiere, quelle che abbiamo nel cuore e quelle che ognuno di noi si porta avanti magari da tanto tempo. Le affidiamo a te perché possano essere esaudite anche per intercessione di Maria, tua e nostra Madre, la Regina della Pace. Per Cristo nostro Signore. Pare Sante, misericordioso, non bucuma tua santa benedizione. Guida tutti alla ricerca del bene e della pace, con giustizia e amore. Purifica il mondo da errore e malheur. Dar l'ansi conforta i malati, succuri i poveri, dona libertà ai perseguitati e il suffragio ai morti. Conferma con tua grazia tutti gli altri, radunabile sì dalla fede, in creusa entità dei nostri dei, dalla devozione alla Madonna e ai santi e dall'amore allo Spirito. Fa che nell'era versata Gesù su Gerusalemme, testimonianza d'amore per sua terra e sua gente, aveva salvato questa terra e nostra gente dal male dell'infedeltà e dell'alienazione.
e fa che non nostre munte possa diventare esempio di coerenza cristiana. Dio ti intende ispirne cose giuste e sante e danne tua aiuto perché capisco l'idea in pratica della nostra vita. Stento a protezione un pilare che su nostra terra, ven per il cuore consolazione ed una la pace e la gioia eterna. Così sia.
vedeva che tu mi accomodava, lo sai che sulle caute, però parei fasi bene il drappo in centro per le scambi e poi dichiarare duerta la festa del Piemonte, la 48esima festa del Piemonte a Carai. La viveva che tu mi accomodava? Mi riprega tanto perché piovesse ora quasi quasi che un po' di nebbia riuscì a fare comodo. Allora, mi direi che per l'uma dichiarare duerta la 48esima festa del Piemonte. Stand Carai le stai sernù, Mi sono la presidente di Grimelda, l'associazione che è stata contattata per organizzare questa festa Carai e che ha avuto subito l'appoggio di tutte le associazioni caraiesi e prima di tutto l'amministrazione che ha partecipato a organizzare questa giornata di festa e il programma, perché il nostro programma attacca dal 7 giugno e va avanti tutta l'estate e l'autunno. Se sarà, ma in realtà non è proprio che se sarà, però l'uomo butta fino alla fiera di lei, perché Carai è famoso per lei, e allora l'uomo butta un po' una sarada al 15 di novembre. Ora vi presenterei il comune di Pianessa che consegna il Gran Drapeau del Piemonte al comune di Carai e all'associazione di Carai che dovranno conservarlo per Nantes, averne cura e cercare di fare tutte le onorificenze che si merita. Quindi vi presente il comune di Pianessa con questi bei costumi che si posiziona in centro, poi c'è Maria e rappresentante di Carai, allora sono d'accordo con Proloco, Comune di Caraglio Paola Falco, Proloco San Lorenzo, Aldo Pellegrino per Grimelda, Aurelio Blesio per Fondazione Filatoio Rosso, insieme per Caraglio, Iechidun, sì, Silvano, te vede, ok, Silvano. Mi disarie, vieni per un pochettino più avanti, in cui magari, ok? Per gli affianche le persone che sono, mancano anche due, fuma veni, magari Melania, vuoi venire, se manca qualcuno ti metti vicino a un bimbo, laggiù, e ricevi quella, posa pure quella, ricevi la bandiera del Piemonte. C'è la banda de compagnie che sta avvenimento, dopo il drappo verrà pendu. Insomma, pronta a ricevi? Va là, direi che se per effettuasse le scambi. Cominciare a portare il drapeau per pendilo, diventa passedare purtroppo al palco.
Monsieur Drapeau e Carai da ora per essere considerata capitale culturale del Piemonte. Ora chiamerei i comuni di Pianessa e di Carai per dire due parole per questo momento importante. Se per il Montessu, l'uomo il sindaco di Carai Giorgio Lerda e il vice sindaco di Pianessa. Vorrei chiamare torna. Virano, scusi, ma l'emozione mi fa desmentire. Voilà, vai. L'uomo portante ci omaggi della nostra città, alcuni libri che poi eventualmente buttei in biblioteca o nel comune se levi lì una gioiera per i libri e i melicotti che è il nostro dolce tipico. Veramente dico questi due butte di vino, ma li ne pairanno degli PS, sono stati là. Vengi poi a bevi da noi. Come funziona adesso? No, sto per il discorso. Tu che noi? Sì, tu che vedi. Sei l'autorità. Sì, no, va bene. Sei le massime autorità, sì, anche perché ricevi. Mi importa tra po' l'Olupia. Bene, le piamo i due appunti perché sono anche abbastanza emozionato della sende questo drapo che per noi rappresenta tante cose. Buona giornata a tutti i presenti che anche sono noi in questa bella cittadina per la 48esima festa del Piemonte. E ancora grazie al Comune di Carai e al comitato organizzatore che l'hanno invitato. Sono il vice sindaco del Comune di Pianessa. Porto i saluti del sindaco Antonio Castello che anche purtroppo era impegnato in un'altra manifestazione istituzionale. I saluti della Giunta e del Consiglio Comunale con me presente l'assessore al tempo libero e alle manifestazioni e tante altre robe Monica Castrale. Sono stato accompagnato da associazioni Pianessa che hanno partecipato e contribuito con impegno all'organizzazione della festa del Piemonte del nostro comune. Al centro ricreativo Gurisa, la persona del presidente Giuseppe Pignocchino. Al Gran Abate del Palio di Semnasala Alessandra Tabarani, accompagnato dalle figure del Palio Maria Bricca e Semnasal. La Proloco, rappresentata dal vicepresidente Gianni Bertello e dal portatore della sua insegna. Una rappresentanza di granatieri brandeburghesi di cui Pianessa è una storia gruppata ai granatieri, al presidente degli Amici dell'Arte che anche purtroppo mentre in Isia alla un incidente d'auto il povero Gollini e appena non si con noi ma bene o male è andata abbastanza bene. L'umana rappresentanza di Alpini che per noi è una risorsa incredibile e da Piero Ferrarotti, presidente del centro Ancien, docente piemontese all'Università della Terza Età e il corso organizzato dal centro Gurisa. È per noi motivo di gran commozione, non avevi belle sinchei a portare il gran drapo la persona che insieme al centro Gurisa ha avuto Pianessa la festa del Piemonte, il cavaliere Vittorio Fenocchio. È stata per noi una gran perdita e purtroppo il drapo è stato portato dalla figlia Fulvia e anche sì la Fumna che la Vussia si presenta in questa ultima manifestazione è una cosa che chiara la fortemente voluta per il Piemonte. Quando tramite Toio e l'avvio proponere di organizzare la festa del Piemonte a Pianessa, siamo interrogati sulla convenienza di impegnarsi per tanti mesi in un'iniziativa che serviva non come l'avvio per piare i nostri cittadini, che per la maggioranza sono non nativi della nostra regione. Poi con la passione a Toio e del suo affidamento Michele di Bonavè che anche si presenta e ringrazio. E devo dire anche del sindaco che vi precisare le siciliane, l'uma radunare le associazioni e le scuole, l'uma fatto un primo programma, l'uma contasse e l'uma accettato. All'estate in anni sati, con tante manifestazioni, tanti spettacoli e un unico regista Toio noi, sempre presente, sempre pronto al suggerimento. Le associazioni hanno fatto la sua parte e il fatto che anche a sia è la prova, ma la cosa più bella per noi è stata la partecipazione delle scuole elementari e medie, che hanno fatto disegni, ricerche, studiato domande e quiz e via forte. Sono alle state tan belle. I nostri giù per qualche ora la viola sai i pad e i telefonini per studiare al Piemonte. L'ultima manifestazione ufficiale chiusa
perché aute sono ancora di settembre e l'estate la cattedra delle parole. Organizzare sempre da Toio, tantissimi interventi d'arturevoli studiosi della nostra lingua. È stata una giornata indimenticabile. A parlare e a discutere delle nostre reise, dei nostri poeti e romanzè, chi sono stati, cosa potremo essere domani, cosa fa per salvare la nostra identità, la nostra cultura. Ma la cultura di un popolo è anche la lingua. La parluma pinen, l'uma gena fe si senti. Per la stessa gena l'uma pinen mostaglia ai nostri figli, perché quei che saputo la via cracane che per a scuola sarà onesta e bravo. L'uma lesu il vostro programma, che è lì, è un programma ricco e interessante. E fuma gli auguri che i sacrifici e l'impegno buttando l'organizzazione di questa importante festa della piemontesità abbia una buona e riuscita al pubblico. Voglio ancora ritornare un attimo alla nostra lingua, che aspetta ancora il riconoscimento a lingua minoritaria del Piemonte. Siamo una cultura del piemontese, un impegno a divulgare sempre di più la nostra cultura alla gente comune, semplice, non manca i circoli ristretti. L'uomo da manca di slargare la base, cominciando da due possibile dalle scuole, e se rischio per essi che la grammatica per se essi non bi osserva, ai fanen, l'importante è ricominciare. Come rappresentante del Pianossa vi infine ricordare i nostri pianesseis che tanto l'hanno fatto per il Piemonte, che sono Pinen, Remo Bertodatti, Vittoria Rollè, Vittorio Fenocchio. E un caloroso augurio e salute a Camillo Brero. Grazie carai all'amministrazione comunale, al comitato organizzatore e all'associazione che sono piazzi il badò di organizzare questa manifestazione e speriamo tutti insieme che la fiamma della tradizione piemontese che noi trasmettiamo alla fine dell'anno sia diventata falò. Buona festa del Piemonte a tutti. Parole più facili. Grazie a Pianessa. Parlare piemontese per non è facile. E mi penso che dopo la predica che la fa il curà, fumo tutti brutta figura perché stai veramente bravo. E Cesa, ecco, lo merita un applauso. Sì, infatti a Pianussa fanno la campagna acquisti, ma è previ non maggiormente pochi, che per domani non in giro, perché a guai, vedo tante di altre cose, ma non il previ vedo un Eri che è veramente bravo, quindi sono tenuto stretto a carai. Come la campagna acquisti, dove già perduto ieri sera, pazienza, non smiglia Roma. Giusto. Comunque non è facile parlare piemontese, perché smia, ma niente parliamo sempre tra niente in piemontese, però dopo un discorso diventa veramente difficile, però i prima se sbagliamo, pazienza, e Gilardino, il professor Gilardino si tirerà per gli orecchie perché sbagliamo chi cosa, ma pazienza anche lì. Quindi grazie a Pianussa che ci ha consegnato il drapeau, sono veramente contento di essere la capitale culturale del Piemonte per il 2015. E lo fai un programma ricchissimo, veramente importante, ci sarà tante attività che diciamo il piemontese, la lingua piemontese, la cultura piemontese e quindi sono veramente contento. Le associazioni che si sono dedicate negli anni al piemontese, carai, non tante, Grimelda, ma poi vedo personaggi sì, che sono quelli che l'hanno fatto, la scuola piemontese, l'UMA, è un teatro, una compagnia teatro che fa teatro in piemontese veramente brava, che pia sempre il riconoscimento in giro, quindi l'uma tante persone che negli anni passati si sono dedicate, quindi le giuste che abbiano anche il riconoscimento. Quindi un grazie particolare veramente a tutti quelli che si sono dedicati negli anni e che naturalmente faranno la parte delle une nell'organizzazione di tutte le nostre feste. Ringrazio tutti voi che siete qui, intervenuti, l'associazione Edcarai e non Edcarai, tutte le autorità presenti, la regione che è ben rappresentata da un assessore e da un consigliere e quindi la banca Edcarai, i sindaci, veramente grazie di esserci a Carai, insomma anche stai infortunati perché l'uma una bella giornata e sul. Mi dilungo intanto perché sennò dopo sto fiume la gente.
e spero adesso riuscire a parlare più o meno bene il piemontese. Buona festa a tutti, buona festa e viva il Piemonte! Viva il Piemonte! Ecco. Intanto vi saluto Girardin che la viene in visto, che è là. E dato che Carai ha già la fortuna di avere il vice parroco che insomma alle piaciuni e che servirebbe anche per la festa della scelta, perché l'altro anno non devo recuperare anche un brevi che le noi che però alla via tutte le sue stagioni e forse sarebbe meglio che facesse una gita in montagna. E visto che levi anche Sergio Girardin, che è un'autorità riconosciuta in materia di lingua in tutte le lingue, e visto che la mostaglia gli eschimesi a parlare l'inuit, e che le occupassi delle città, e occupassi del valser, e visto che c'è anche la presenza in assessore nel Consiglio regionale, e di una c'è me, bene sì, tutti insieme, che le ora dei nandi a sta lingua. Perché a me ultimamente, quando lei parla, sono intervenuto per l'approvazione della città metropolitana del statuto, e lei chiamai al sindaco Fassino di inserire la lingua, e che la dime, ma per adesso l'abitudine ancora ne rispondevi anche in piemontese, perché le mai capisci se è in dialetto la lingua, allora forse è l'ora di spiegare che la nostra è una lingua. E di una felo, però l'uomo da bisogno cangiato loro, perché l'uomo ha consegnato 10.000 firme alla precedente amministrazione per il riconoscimento e ripiede tutte le attività, le pratiche che portano son. Quindi noi crediamo che a Carai, che se vi più forti, le più gente del posto, che sono più attaccati alla nostra lingua, che poi si fa qualcosa di importante. Grazie a tutti. Grazie. Che insomma, piemontese, insomma, infatti nel nostro statuto del comune, dobbiamo parlare in consiglio e in piemontese. Lo dovrò ma non tanto, era il vice sindaco è una volta Pellegrini che l'aveva promosso lì, lo dovrò ma non tanto perché dopo un consiglio parlo quasi sempre italiano, però l'ho la possibilità di parlare piemontese e quindi mi associo mi butto insieme, cioè non è come si dice, è difficile, mi butto insieme alla tua richiesta per sollecitare le istituzioni per fare qualcosa per la nostra lingua. Grazie mille. Tante grazie. Ora c'è Maria Natimin, appunto, le autorità, la regione, l'assessore e il consigliere che vengono disse due parole per portare appunto, se l'hanno ricevuto in carica, ecco, sento un attimo, se porto avanti l'impegno. Allora, va bene, buongiorno a tutti. Visto che c'è un bel sole, mi parlo non lascio parlare, chi la parla al discorso, quindi il discorso lo fuma fare alla consigliera. Mi voglio fare però, fuma magari porta i saluti, portiamo i saluti della regione, l'uma pia non che deve dire, desveduma come fare, non è l'importante. Però fuma, allora, visto che l'assessore l'ha detto in pen naturalmente, il fuma fa subito la premiazione. Una premiazione a sorpresa perché il premiato viene che era con una pergamena per chiel. C'è Sergio Maria Gilardino, il professore De Montese al palco. Avanti. Sì. Se lo passi in questa volta Montas il palco che perché Chiamparino parla con piemontese. Milese la motivazione. La pergamena le disegna a man, rappresenta il filatù e la festa del Piemonte e il logo del Comune Carai. Sergio Maria Gilardino, il profeta venuto dal Canada ma originale del nostro Piemonte. A desviare le coscienze di piemontesi, insieme all'importanza e l'urgenza di consegnare, incoraggiare e valorizzare nostra bella lingua piemontesa, alla mostrare a rilevare la ricchezza letteraria e la nostra lingua che fino adesso noi chiamiamo con un po' di espressi Mac dialetto e una gran lingua, consegna l'assessore Valmaggia. Grazie professore di tutto quello che fa per noi. E perché le dite in italiano? Allora, non il Piemonte parla 5 lingue. È l'unica regione in Italia che ha un'abbondosità parea. Ma avventa così che
ultimamente al piemontese è in danger, è in pericolo. Noi abbiamo da sforzare al massimo per farla parlare questa lingua, per parlarla con tutti, parlarla con orgoglio e con fierezza. Dal dire i sintomi a gente che parla un piemontese tra loro, ma che poi quando parlo le masnà e parlo manco in italiano. Mi vorrei dire una roba, non è possibile guardare l'identità regionale, l'identità locale senza una lingua. Prendiamo le lingue del mondo, dobbiamo parlare con tutto il mondo. Prendiamo la lingua italiana, che è la più bella lingua armonica che sia in tutta Europa, ma teniamoci cara al nostro piemontese perché è la nostra identità. E allora, mangia pure al bouilli, mangia pure al bagnetto verde con gli anciui, mangia pure la bagna cauda, ma parlè piemontese. Mangia, giocare al ballone a mano, giocare al bocce, girare per il Piemonte che è una bella regione in bicicletta, andare sulle montagne, ma parlare piemontese. E parlare piemontese non manca tra voi, ma troppo con le masnà. E qui che vengo a dire che se io non impara il piemontese da masnà, dopo impara più neanche l'italiano o le lingue, mandelo ciapè di rat, perché non è vero. Noi abbiamo più coscienza che abbiamo una cultura che ha 1000 anni di vita. Abbiamo documenti che sono prima dei documenti italiani a 200 anni. Se più non coscienza della nostra cultura, credimi, non è roba che lo farà per noi. Noi vivremo un paese sarà un sicchial midem. Noi vivremo una cultura bondosa da condividere, da spartire con tutti gli altri. E più dobbiamo dire con Tavo Birat, mio paese, il piemontese, tutta la resta, sono Magdan Viron. Buona festa. Grazie. Grazie professore. Allora, buona festa Gianna, a te il discorso, meno giù. Grazie assessore, buona giornata. Buona giornata e buon piemontese. Femme parler du Gerardin, butta pagina. Buondì e cereia a tutti. Cereia, e queste sono state le prime parole che lei dite all'ouvertura del Consiglio regionale. E lei ha avuto il consenso di tutti i piemontesi, perché il piemontese deve essere la lingua della cultura e la tradizione del nostro caro e gran Piemonte. L'Umaconino che ha un cantone benissimo, vanto con sé per dimostrare che su una lingua, su una terra. Come presidente della Granda, alla via fai preparare al professor Gilardino, che ringrazii, un progetto di legge per il riconoscimento dell'italiano come lingua ufficiale della Federazione Italiana, ma il riconoscimento è del piemontese come patrimonio inalienabile del popolo della regione Piemonte e del mondo. Questo progetto è stato votato all'unanimità dal Consiglio provinciale, che adesso è le piena elezioni, anche a Granda, ma dopo a Roma hanno impedito che fosse votata la regione. Allora la battaglia resta aperta, ma noi, i bugianen, la combattremo con tutte le nostre forze, sgenumanan e svergognumanan per le piemontese, ma vanta che sfuma forza tutti insieme per fare che il Piemonte sia una terra veramente piena di ghetto e incharmant, vanta essere incharmant. Mi sono se si udito, a dire così perché incharmant, perché suma poco incharmant, vanta di lui, incharmant se bin e combattiamo sa battaglia perché lo fuma per i nostri figli, lo fuma per la nostra terra, lo fuma per i nostri vei che l'hanno fatto tanto per il Piemonte. E allora
grazie a tutti, grazie al Comune Pienessa, grazie al Sindaco Pienessa, grazie al Sindaco Rai, grazie a tutte le associazioni e viva il Piemonte! Grazie. Le belle, no? Il piemontese, perché a Carai dice una maniera, a Bernese dice giornauta. Chi volte troviamo a capire, se pensando ma su in balada, ciao, Se capiamo proprio niente. Andiamo avanti. Benissimo, allora mi disarie che Pluma a questo punto passè a consegnare del riconoscimento. Perché l'uma pensai, noi al Piemontese sì, appunto, ci sono tante persone che se ne occupano, al Piemontese ma anche la nostra cultura, la nostra storia. Allora l'uma pensa di consegnare il ricordo per la festa del Piemonte a Carai e l'uma fatto un po' delle rappresentanze per la lingua piemontese, delle rappresentanze per la lingua occitana, perché ricordiamoci che le Piemonte, e poi per mie storiche sono delle persone che si dedicano a scrivere la nostra storia, a tirare fuori, a farla ricordare. Mi comincerei con la lingua piemontese, chiamerei a venire insieme Censin Pic, Gianfranco Gribaudo, Michele Bunavé e il professor Girardino che dovrebbero consegnare i riconoscimenti a 4 personaggi che ora facciamo per volta, pare fuma un po' di emozione, aumentiamo l'emozione. Quindi se gli Censin Pic che vuol cominciare a montare, l'uma una bella fietina che le motivazioni in piemontese. Margherita, se vuoi venire tu anche su. Allora, per il momento mi appunto farei consegnare i riconoscimenti e la scaletta è questa. Dopo se mai si da fare discorsi fumo anche dopo. Allora, c'è il palco che è il primo premiato per la lingua piemontese. Margherita, dove sei? Ok, ti vuoi mettere quel microfono lì? C'è Aurelio Pellegrino, è il nostro magistra, il nostro studio tutto fare. Sì, pico di ora Margherita di Sarà. Margherita, mentre Aurelio, aspetta un attimo, Aurelio, prego, Aurelio, in italiano, Aurelio in piemontese. Ad Aurelio Pellegrino, musicista, cantautore, attore, regista, poeta. Scusa, ma tienilo, così voglio te lo tengo. Leggi pure. Narratore, ideatore, organizzatore delle via e di corsi di lettura e scrittura in piemontese. Sua œuvre alla forti e la valorizzazione della lingua e della cultura piemontese a Carai. Benissimo. Allora, mi rappresento insieme ad altri la compagnia di Brandè che l'ha creata nel 1968 le feste del Piemonte. Insomma, sei tanto al Bielei, se vede là, insomma, partire, ma fai il giro a tutto il Piemonte e che, insomma, per l'anno che fa 48, insomma, a Carai. Ma noi siamo testimoni di tutte le feste del Piemonte e speriamo che queste che possono fare sempre e sempre produrre dei risultati, produrre but, produrre che d'amore e di trina la lingua piemontese. L'onca la di Girardina le sante, aventa sto piemontese parlelo e aventa comprendere a scriverlo, e non è mal fatto. E va manca un po' di buona volontà che vira manca i piemontesi, ma a manca nega i piemontesi che andessi premium camminando da Monsieur Pellegrini. Grazie. Grazie a Aurelio di tutto che fa per Carai. Allora, andiamo avanti. Le scontri riconoscimento lo consegna Gianfranco Gribaud, l'autore dei dizionari più preziosi, e lo consegna al Piccolo Teatro Caraiese.
al CIT Teatro Caraies. Da più di un secolo governa l'interesse e la tradizione del teatro piemontese a Carai, a rappresentante di pièce classiche e innovative. All'andaie di riconoscimento dappertutto nella regione, alla sempre savorinovese e i suoi tour sono tra i più giù del Piemonte. Grazie. Consegna la pergamena Gianfranco al presidente del piccolo teatro Caraies, Enrico Riba, che lo savravi oramai sono famoso in tutto il Piemonte, per cui lo conoscerai dappertutto. Grazie. Devo un po' pressa perché fa cauto. Sì. Ecco, infatti. Allora, ora consegna. Aspetta. Allora, ora fuma consegnare alla professoressa Candida Rabbia nel riconoscimento, le viscarieres estremada che parte, ma siccome è tutto un po' segreto, Candida Rabbia, ecco, ok? E consegna Michel di Bunavè. Grande studioso, a Carai forse lo conosciamo anche un tanto come merita, e Candida Rabbia, nostra professoressa. Leggi pure. Alla professoressa Candida Rabbia, sostenitrice passionale e sempre al passo con le sfide, la sogna la cultura e la lingua piemontese nella provincia di Cuni, snicciando giù in piota, con la piuma e il pennello. A lei l'autrice di poesie e prose e alla masenta l'arte in tutte le sue forme. Grazie. Grazie Candida, la nostra poetessa, scrittrice, cantante. Ora l'UMA è il professor Gilardino che consegna un premio a quella persona che la dà veramente a mano a organizzare sì. L'ex presidente Piemonte Vivi, le nena mancanza di rispetto a chi che sono ora, le ma che la talmente giutasse tutti di le rassia da me istruzione e lo mi ha detto proprio per ricordare che è stato il presidente Piemonte Vivi per tanto tempo, c'è Adriano Caval a montese il palco e ricevi la pergamena dal professor Gilardino. Ad Adriano Cavallo, autore premiato poesie e conte, gran appassionato della lingua e della cultura piemontese, che la governa con tutte le sue forze, in consacrando tempo e vigore al servizio dell'associazione Piemonte Vivi. Grazie. Isti più era il palco per le foto finali. Chi è Calai e Giuche Dun forse? No, siamo tutti sì, benissimo. Allora, l'UMA finì con il gruppo di la lingua piemontese, loro si occupano prevalentemente della lingua piemontese. Ora passerie alla lingua occitana. Sì, l'UMA ha l'onore di avere un personaggio che fa conoscere Carai dappertutto, perché sì, le locale fuori dall'Italia, locale sì in Piemonte, ma che in Italia. Noi l'UMA che la crea il gruppo di Ludalfin, che è proprio Caraies, e quindi l'onore per il Syndicate Carai che consegnerà il riconoscimento a Sergio Berart, il nostro Caraies Doc, che se porta il nome di Carai dappertutto. Le motivazioni verranno le sue dall'avvocato Pellegrin perché le studiasse l'occitano, per cui che è in grado di farlo. Come hanno detto gli auti, noi parliamo solamente lo piemontese, parliamo con la lingua d'oc. Allora abbiamo l'occasione di avere un grande autore di musica in lingua d'oc, che è Sergio Berardo, che viene proprio da Carai, e come volem premiarlo. A Sergio Berardo, geniale personalità che ha mai descoperto e rinnovato gli strumenti musicali usitani, buon a interessare e promuovere, apostolo la musica usitana a livello regionale, nazionale e sovranazionale. Grazie. Ora
andiamo avanti, e l'uma un'altra personalità, la Valada, che l'attacca con Sergio, ma poi, proprio perché pareri si fa più cose, se sono un po' separati per fare tutti sempre grosse cose sulla lingua occitana, la nostra cultura. E allora di avvicinarsi a Fabrizio Simondi e al sindaco Pralleves, che pare per consegnare la pergamena, Marco Marino, che per premier è sempre Aldo. L'autardicuro hai telefonato a Fabrizio, ma dice: ma io sono un indegno da avere a questo riconoscimento. Io dico: no, tu sei hai fatto più di cose e ti do il riconoscimento perché posso anche fare le cose. Allora, a Fabrizio Simondi, determinare e trebuiare, promutur et tutos formos et cultura locale e su tutta la musica e dal chant, personalità bigarà che sa distinguirsi in l'arte, la scienza e la matematica, animo infaticabile, la comunità tra allievi. Grazie. E sta così Fabrizio, poi dopo fare il gruppetto con noi. Allora, ora passerei agli storici, ai personaggi che stanno ricordando la nostra storia, vanno a descrivere cose interessanti che saranno in maniera di sapere, di conoscere. Loro vanno a studiare, fanno ricerche e veramente si espongono in maniera intrigante. Bene sì, taccario con il dottor Renato Lombardo, sa per montare insieme al palco, e faria consegnare, visto che l'onore da avere banca a Carai, dal presidente della banca, l'architetto Livio Tomatis, che consegna il riconoscimento a Renato Lombardo. La motivazione la lesturna alla nostra Margherita. Al dottor Renato Lombardo, un riconoscimento del suo lavoro, tant bondose e ancrose, anche il folklore, mite e leggende, et che staval e per sua savanta cuia di profonde parole rare della parlata provenza lusitana, che sti assume valori culturali preziosi per la gente del Piemonte, senza che elle sarebbe det perdu. Grazie per sua opera. Grazie. Allora, ciao Maria invece. Arturo Rosso, il professor Arturo Rosso, che tanto la fight sta facendo per la nostra città, e lo faria consegnare la pergamena dal professor Giraudo della fondazione CRC, se le incubale sì, nonostante il caut. Ah, la dunde via, ok. Allora direi che il professor Giraudo Sergio? No, ok, allora, fuma consegnare dal Syndicate Carai, perché grossa ricerca se Carai, si personalità de Carai la fa il professor Arturo, la motivazione. Al professor Arturo Rosso, anche conoscitore della cultura classica, biografo di rinomato personaggi caraiesi, studioso e della storia locale, scultore, costantemente ingaggiato al servizio della collettività. Sua opera ha contribuito in maniera grande a illustrare la storia e la cultura locale e classica. Grazie professor Rosso. Andiamo avanti con un altro studioso della caraiesità, e l'UMA è il maestro Adriano Armando, consegna la pergamena l'assessore alla cultura Paola Falco. Al magister Adriano Armando, studioso spassionato della storia caraiesa, dall'età d'Ammesse al di Dancheuil.
un charmant contador di fight e di personaggi locali. I suoi libri aguerno la storia caraiesa degli ultimi secoli. Grazie maestro Armando. Allora, ora Luma è un poeta della Valada, sta a Carai, ma parla la storia della nostra Valada. Le Francesco Isoardi, sai la ecco, le pingamba che tutti noi, nonostante la che bravissimo, molto per sé, e faria consegnare dalla consigliera regionale Gianna Gancia, perché parei perché lo ricevi in basin, mi pensa che appunto non era possibile sfruttare le fumne proprio per avere magari grazie. Al Magister Adriano Armando, studius a Francesco Isoardi, e il poeta Valgrana e della Valgrana. Magister grande tutti che suonano la storia e la tradizione locale con passione. Conters chi si è sensibile della natura, di œuvre umane e di quelle divine. Grazie a tutti. Ora lei vis che la face l'onore di venire l'onorevole Mino Taricco, quindi mi lo faria travagliare subito, e faria consegnare il riconoscimento all'istituzione locale che per noi fa tanto, fa non per Carai, per il nostro territorio, ma tutto da lavora fa del bene. E disaria che, ecco, magari la motivazione la pienco perché in dall'esila. Scusa perché mi lascio un studiare a memoria. Allora, ciao Maria, l'onorevole Taricco premier la Banca Carai, la persona del presidente Lumassia, ricevi la pergamena, perché cara Banca et Carai, sono l'istituzione economica che sentuma più vicina ai nostri territori, custodisce con cura e scrupolo i nostri risparmi, speruma, è il frutto delle nostre fatiche e del nostro vai, e as giutes cura numa da manca in tel momento del bisogno. Con tutto che ora sono slargate, arrivando da un canto al mare e dall'altro fino a Turin, per noi Carai sarà per sempre la cara e preziosa Casa Rurale. Presidente, venga a ricevere la pergamena a ricordo la festa del Piemonte che grazie a Veti si parlaria con enfesse. Ecco, ora darei con la parola all'onorevole Taricco, visto che le arriva ora, sa quel che dice che cose per la nostra lingua. Se parli piemontese, grazie. Ma grazie, buongiorno a tutti, mi sono contento di essere con Viauti in questa giornata che tutti gli anni con fedeltà celebreve. Credo che sia una cosa importante perché, come già vi occasione in tante situazioni di ricordare nostre radici, nostra lingua è importante perché recuperiamo la nostra storia e ricchezze che la nostra storia da dire. E credo che in questo momento sia una cosa tanto importante per non lasciare che l'emotività della situazione che vai come sempre troppo corsa trovo troppi spazi sguarniti. Tu che recuperi la saggezza, l'intelligenza dei nostri vei che hanno saputo fare insieme cose importanti con poco, hanno saputo essere generosi e aperti anche quando gli va niente e hanno saputo costruire questa situazione di benessere nella quale noi viviamo. E quindi grazie che dobbiamo a loro e grazie che mi dico agli auti perché disperdinano questo patrimonio. Grazie e buon proseguimento a tutti. Grazie tanto.
Ora direi che una parola la chiamiamo col presidente della banca, oltre c'è mai il soldo, fuma con parlè, e duma con la parola all'architetto Livio Tomatis. Adesso il microfono a banco, va bene che lì. Beh, io sono emozionato perché è stata... Ah già, giusto, sono emozionato, anzi, come dica, sono l'esempio vivente che il piemontese è una lingua, perché mi parlo un dialetto cervasca, no? Quindi mi dice, l'è la lingua il piemontese, lo lì c'era. L'ho vista insieme a tutti che l'hanno parlato, che va dai langhe e così via. Quindi no, manca un ringraziamento, ma col cuore, veramente col cuore, ma un ringraziamento ai caraies, perché le carai che l'ha fatto che bella banca che le sì, e l'ha fatta a Don Ramazzini nel 1892, e nei ti trebuluma e l'abituma tutta per tirare avanti. E giunterei una parola che è fondamentale rispetto a quello che l'ha detto la Gancia, che suma in Germà. Suma non basta Germà, però nei ti suma veramente guregn, un'altra parola unica. Ricordiamoci l'unca l'uma fet prima all'Unità d'Italia, l'uma fetta sta Italia, quindi suma veramente guregn. Grazie a tutti di cuore, grazie mille. Farei caraila con la possibilità di conoscere Lumei, Michele di Bunavè. All'angiadime di sicurezza cercherai di essere ancora più curto. Sono già tan grande, quindi alle più buon fe. Se l'avessi andame la possibilità di parlare, l'avrei piamla da solo, perché anche io in Belesì mi sento non ma sento anche un'altra persona, una persona che a Iepinen è già stata ricordata da Viran, il vice sindaco di Pianessa, e questa persona che si faceva conoscere per la sua simpatia, si faceva conoscere anche per la sua capacità di infilare da tutte le parti e di la sua. Ecco, come la mia mano l'ha portata per chiedere il drapeau, col drapeau che chiede la borsa espone a Pianessa, e mi vuoi fa un po' l'avvocato del diavolo, come che faceva sempre Chiel, che aveva sempre la battuta pronta e la sua lingua adesiva sempre cose giuste. Allora vi dico una cosa sola, Belesì l'uomo rappresentante del mondo della politica, la provincia, ex provincia, insomma tutte le etichette che cambio anche a loro. Insomma sì, invece che festeggiamo la festa del Piemonte, in Piemonte è cultura, e quindi si parla di cultura. Il rapporto con la politica è sempre un rapporto che non è tan vinciato. Ma aventeria una volta per tutte, buttesse ben in testa che la politica deve tenere conto che la cultura esiste, perché la cultura asserva la politica, ma allo stesso tempo la cultura per vive bell'avanza la da bisogno che la politica gli dà una mano con le leggi, con tutti i regolamenti e quando caspel anche con qualche moneta. Allora il messaggio che vedete avventa che tutti lavorano in maniera che la politica con i suoi rappresentanti e la cultura con i suoi asdagu la mano, che strovo a metà strada e che sgiuto un con l'altro, ma senza pretendere uno di saltare addosso all'altro. È una bella cosa che la politica riconosca la lingua piemontese, però venta che a fase tutto quello che è possibile perché la lingua piemontese e per la lingua piemontese non definire il piemontese turinese, quel che parlo me, ma tutte le nuanze del piemontese che sono spatteranno tutto il Piemonte e che sono una ricchezza, un patrimonio di un valore inestimabile, non dobbiamo neanche conto della ricchezza che l'uomo. E quindi che sia la possibilità di avere quel riconoscimento che permette a cui come me e tanti altri che si doma da fare per mantenere in vita la nostra cultura e la nostra lingua, e penso farlo con una certa tranquillità e senza sempre doversi guardare alle nostre spalle. E finisco con un ragionamento che riguarda questo passaggio del drapeau,
passaggio del drapo che è passato da Pianessa a Carai. E a mesmia che oltre che essi adesso in gemellaggi fight insieme intorno al drapo, sia in gemellaggi anche gruppa ai personaggi, perché a Pianessa avevo l'ultimo rappresentante con la famiglia di Brandè, cui calandane le regole per scrivere, le regole per parlare, le regole per capire, calandane il vocabolario, calandane le grammatiche, e parlo del professor Camillo Brero. E sia Carai, bonheur per loro, al professor Sergio Gilardin. E quindi sono due grossi personaggi, due personaggi straordinari che caratterizzano questi due paesi. E allora, oltre che essi in gemellaggi con la festa del Piemonte, che sia anche in gemellaggi con i personaggi che in queste cittadine a vivo. E sarò sì, viva il Piemonte e merci a tutti e voi altri che siete venuti. Grazie tanto. Ora passerei la parola al poeta della Valada che si disco due parole in poesia. E Maria, tutte le bimbe debuttavasi davanti con i drapo con Lorenzo e Luca, pare che sti ben inquadrai, a fecuruna a Francesco che si dice ecco. Mire neanche vi dica le vei, però vi dice che la 92 anni e sta persona continua a scrivere poesie a fe come se ne avesse 25, continua a parlare per deti 90 anni, ma per deti 50. Adesso ho cambiato, non è più 92, sono a 100 meno 8. Penso guarda bene. Dunque, mi hanno invitato per dire una poesia in piemontese, una poesia semplice, alla buona, però piccole fatte in casa. Si su Carai l'inizio alla porta della Valle Grana. Mi hai scritto una piccola poesia, Naruan montagna. Sai cosa vuol dire Naruan? Vuol dire una borgata in italiano, la chiamiamo manetta, la chiamiamo Naruan. Allora, Naruan montagna. E lassù, a metà della costa, dai bisogni un po' stremati, una pignacca, che in lingua nostra noi chiamiamo Naruan. Su un quadca che mi aveva un brassesse, per scaudesse, o perché l'ampò, o puramente per riparesse da tullon che i calacol. E lassù da una fissura, e col valone un po' incastrà, guardo giù a quella pianura che la sua gente gli ha rubato. Tanti anni fa, quando si arrivava, anche se l'era una rua città, tanta gente si trovava, anche la rua era la vita, era figlia da Maria, era due che facevano ciucca, e alla sera le stalla via, tante funde che grattavano la rucca. Ma ben presto tutto ha cambiato, la sunderenta anche la rua, e appena buona gruppessa i brai, tutti giù si sono scappati. E che si sono sistemati in lontane terre straniere, altri invece si sono fermati laggiù, vicino ai ciminiere. Ma i vedi io, mi si sono no, mi si leva la mia famiglia e mi da si me buggeppà finché qualcuno mi porta via. Ma io compro erbis che disparei, che spelpa bene in cupi che vegli. E senza arcursisne, un in che e un domani, gli hanno portato tutti al piano. Ma se abbandona lassù, hai tanta terra e se tante case sono state sarà, ecco perché dall'ultima guerra un po' troppi alpini sono per ritornare e lo lì a spel parles né dalla mattina alla sera, se per fare discorsi e complimenti, ma diciamo se alle pavè che in ogni guerra chi la vecchia brutale è sempre la paura gente. Ma ora lassù fa fin pena ruè, e fin urti insieme alla porta, e da quanto al fornella che t'ha più bene, che la rua è stata morta. Grazie. Grazie. Volentieri, grazie. Grazie, veramente fa sortire l'armeglia. Ora mi vai mac dive prima della settimana un po' di spazio al Val del Sabre che anche domesdì si trova tutti belle sì perché l'uma torna un momento di festa con le fisarmoniche del Monviso,
Onde è tanti giù la nostra vallada che sono. Vi dico, ricordavi, stasera è addirittura 2 appuntamenti. Un al teatro, sia il teatro civic, con un gruppo giù, che danno da fe, le non il piccolo teatro Caraies, perché loro veramente hanno lavorato fino all'Audi e quando vi la fa P. Allora, se sono più un attimino di pausa per ricominciare un po' più avanti. È un piccino gruppo di giù che cresce bene. E stasera ecco al Piazza Cavour, dal bar del Cavour, un momento di musica occitana. Allora, anche domesdì, se truma, belle sì, anche Facao per fortuna, l'ho pregato tanto, forse l'ho esagerato. Verso 3 botte messe, parei, se ve li per cominciare, ve li portava un po' di parasol, forse fanno in mal. Ora il bal del sabre, se fa anche, vedi un po' del suo spettacolo, sa il fevi, mentre chi che arriva da fuori, che sono stati invitati al Disney per che assistemesse per organizzarsi per andare al Filatù, onde dopo si per fare la visita ai torcitoi. Allora, al bal del sabre levi la possibilità di farsi vedere in qualche cosa.